Questa volta a parlare saranno solo i voti. A Mogliano Veneto l'unico turno di ballottaggio nella Marca previsto per questa domenica elettorale. Al voto uno dei più importanti comuni della provincia per numero di abitanti e per il suo essere collante tra il territorio del Trevigiano e quello del Veneziano. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Hanno diritto al voto gli stessi elettori iscritti nelle liste elettorali del 26 maggio, anche se nel frattempo hanno trasferito la residenza. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Si vota mettendo una croce sul nome del candidato scelto. È considerato valido anche il voto espresso tracciando una croce su una lista, voto che viene assegnato al candidato sostenuto, ma è la stessa cosa e rischia di complicare la vita agli scrutatori. Lo spoglio inizierà dopo le 23 a urne chiuse, vincerà chi avrà ottenuto più voti. La raccomandazione è di verificare che la propria tessera elettorale sia ancora utilizzabile, non abbia cioè esaurito tutti i 18 spazi destinati al timbro del seggio, che attesta la venuta espressione del voto. In caso contrario, si può richiedere il rinnovo. L'ufficio elettorale che a Mogliano, come nelle altre amministrazioni al voto, sarà aperto con lo stesso orario di apertura dei seggi.